bambino coltivavo le zucche. I miei genitori erano contadini, un lavoro nobile per me. Non ho mai cercato di nascondere le mie origini, anzi me ne vanto anche. Adesso sto cercando di rendere un po' nobili tutti questi lavori, tutti questi prodotti che arrivavano dalla campagna. E quindi da scultore ho cominciato a esaltare questi prodotti che da piccolo io coltivavo. Queste sono tutte zucchine che sono coltivate nel mio orto e che cerco di esaltare. Di solito quando faccio i miei lavori così un'oretta ce l'impiego. Il pavone è quello che mi riesce più facilmente perché all'inizio impiegavo tempi più lunghi. Dopo, per motivi televisivi, mi hanno detto stai dentro in un certo tempo, altrimenti non possiamo metterlo in onda, altrimenti cambiano tutti i canali. E allora ho cominciato a stringere, togliere tutto quello che non serviva e capire anche alla fine, capire che la semplicità era il punto d'arrivo, perché prima c'era la confusione un po' in qualche modo, no? Devi avere un po' cura di ripararla, l'unico nemico che ha è l'aria, il sole, poi la puoi coprire con un po' di pellicola, tenere un po' in frigorifero, un paio di volte, un paio di giorni ti può durare, e poi è logico che c'è un deperimento naturale perché comincerà a mancare l'acqua e quindi comincia a ricciarsi un pochettino, capisci, e così. Però insomma con un po' di cura un paio di giorni ti dura, ecco. Sapevo che oggi arrivava il quotidiano del Piave e ho pensato cosa fare. Gli anguri li abbiamo visti in tutti i modi, anche se il mio bigliettino da visita ho voluto farlo, il pavone. Sono andato nell'orto, ho trovato due belle zucchine, di quelle rotonde, poi lunghe, e ho detto facciamo un bouquet tutto di zucche fresche. Qui non c'è colore, sono ancora crude in qualche modo, però sono senza colore. Però il bianco e il verde sono due colori che stanno molto bene insieme e questo l'abbiamo fatto proprio per voi. Io ero già grande quando ho iniziato, perché forse avevo 45 anni. Sapete che basta un cerino per incendiare un bosco. Il mio cerino è stata la prenotazione di un matrimonio di un pilota delle Frecce Tricolori. Mi ha creato quasi uno spavento dentro di non essere stato all'altezza e sono andato alla scuola Étoile che insegnavano decorazione e nello specifico c'era un corso di verdure scolpite. Alla fin fine ho fatto questo corso, mi sono innamorato, ho scoperto che avevo una manualità che non conoscevo e ho continuato, ne ho fatti 5 in fila uno dopo l'altro. L'anno dopo in questa scuola mi hanno chiamato a insegnare, però tecniche nuove tipo scenografie nei buffet, come fare gli allestimenti, come improntare tutta la tavola e avanti avanti. Alla fine tenevo 5 corsi alle Étoile. Poi ho visto un thailandese, io avevo fatto sulle verdure il corso, che intagliava una mela. Ho detto, ma allora si può fare anche con la frutta, e da gelatiere sono venuto a casa e ho cominciato a fare dei fiori per mettere sulla coppa dei gelati, ed è stata la mia invenzione. Perché poi sono stato a Longarone, ho vinto il primo premio alla Coppa d'autore. 2 giorni dopo ero in Rai a Roma con una giovanissima Barbara D'Urso e un giovanissimo Tiberio Timperi in diretta a farlo a Mattino in Famiglia. Lì c'era la Enza Sampo, un'artista straordinaria, che si è innamorata del mio lavoro e mi invitava ogni 15 giorni. Poi lì è partito tutto un meccanismo, insomma, tutte le televisioni mi hanno chiamato, tutte, tante. Ho fatto di più comunque di 300 interventi in televisione. Ma sono stato invitato anche negli Stati Uniti, in Giappone. Ho fatto per tutte queste, anche in Russia sono stato, che hanno ripreso, perché è stata considerata un'invenzione, non l'avevo mai fatto nessuno prima, decorare le coppe di gelato con la frutta scolpita, quindi ho fatto tutto questo percorso in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Canada, da Tokyo a Seoul. Mi hanno invitato dappertutto a insegnare questa tecnica che ho inventato io. Questo è quello che un po' mi ha reso famoso, ma nello stesso tempo mi ha anche imprigionato perché ho meno tempo per me. Questo qua è sempre la contrapposizione del giorno e della notte. Questo qua è quanto. E oggi sono molto contento di aver fatto questo lavoro proprio così inedito,
in esclusiva per voi.